Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera vogliamo davvero girare un consiglio non richiesto a Elena Ethel Schlein, detta Elli, segretaria del PD, perché in fondo le vogliamo bene, perché vogliamo che la sua agenda politica, se così si può chiamare, abbia successo. Sapete che Elli è reduce dalla spedizione resistenziale arcobaleno in Ungheria, al Pride di Budapest, dove ha rilasciato importanti e tonanti dichiarazioni. C'è una grandissima partecipazione, è segno che non si può vietare l'amore per legge. Vietare il Pride vuol dire discriminazione istituzionale. Era per noi importante essere qui, per portare piena solidarietà agli ungheresi che hanno visto nella loro capitale, non in un paesino di periferia, tenersi un Pride liberamente. Quindi apprezziamo che Elli sia andata, perché ognuno è sovrano sulla sua agenda politica. Se per Elli la priorità dei cosiddetti progressisti oggi è il Pride di Budapest, ha fatto benissimo ad andare, ci vada anche la prossima volta, le paghiamo il biglietto, che è un'assicurazione sulla vita e sulle fortune elettorali del centrodestra. Però vogliamo rilanciare, vogliamo essere più schleiniani della Schlein. Ha ragione, non si può vietare l'amore per legge. Vietare il Pride è un grandissimo segno di discriminazione. Ha di nuovo ragione Elli, e allora le proponiamo rilanci in questa sua battaglia di civiltà, magari insieme a Totò e Peppino e pardon Fratoianni, Bonelli, insomma al Campo Largo, perfino a Giuseppi se ci sta, convochino un Pride a Teheran e mettano un comunicato dove convocano un Pride nella capitale iraniana, perché l'amore non si può vietare per legge e vietare il Pride è una discriminazione. E allora Elli, vai fino in fondo nella tua agenda, prova a indire un gay pride, una riunione LGBTQ+, qualunque segno di interpunzione vogliate mettervi, insomma, quella cosa lì, che per noi, chiariamo subito, è giusto che si tenga, perché la libertà di manifestazione è sacra. Poi è sacra anche la libertà di dissenso, magari dall'ideologia arcobaleno o dall'ideologia gender, che spesso monopolizza e anche banalizza questi eventi, ma in ogni caso si devono tenere. Compagni, convocatene uno a Teheran. Sapete perché ve lo diciamo? Perché ultimamente, ma sarà stato sicuramente una nostra svista, ci siete sembrati un po' tiepidi sul regime degli ayatollah, su Khamenei e i suoi soci, soci diciamo di gerarchia nazi-islamica, perché vi abbiamo udito nelle ultime settimane tuonare contro l'escalation di Israele, l'attacco ingiustificato all'Iran. Cioè avete definito attacco ingiustificato l'atto di difesa di chi appunto si difende da un'entità che ti vuole cancellare dalla faccia della terra. Ma comunque, appurato tutto questo, vi abbiamo sentiti assai tiepidi verso un regime che gli omosessuali li persegue, li incrimina, li condanna in quanto omosessuali e li impicca pubblicamente, uno dei regimi più sessuofobi della terra, un regime dove c'è la polizia morale che va in giro a misurare i centimetri di capelli lasciati scoperti dalle donne velate, e se non rientrano nei canoni della polizia morale islamica sequestra le donne, le fa sparire nelle carceri del regime, attua una repressione di massa di cui donne omosessuali sono le prime vittime, figuriamoci gli LGBT a vario titolo, che in Iran non possono neanche pensare di esistere, non esiste, pensare di esistere, in nome
della Sharia, in nome del totalitarismo religioso, cosa che a voi progressisti ovviamente fa orrore. Quindi eravate forse anche distratti voi, ma sicuramente, visto quanto avete sentito il Pride sotto il governo di Orban, che si è potuto tenere, perché l'Ungheria, vi piaccia o no, una democrazia, a maggior ragione sentirete come vostra la battaglia per il Pride a Teheran. Non abbiamo dubbi e aspettiamo il comunicato di convocazione. Grazie a tutti, a domattina.